Il nostro casatiello è fatto con pasta al lievito madre, nemmeno 12-14 ore impastate prima. Usiamo solo prodotti di prima qualità. Viene fatto esclusivamente a mano. Tanto di sugna, viene lavorato il vecchio metodo. Per noi questo è il vero casatiello napoletano, non togliendo merito a nessuno, cerchiamo di lavorare sempre con lo stesso metodo. Sono anni che portiamo questa tradizione avanti. Tutto fatto esclusivamente a mano. Usiamo ciccioli napoletani, salame napoletano, tagliato quasi al momento, non prodotti sottovuoti oppure industriali. Lo stesso con un po' di formaggio, cotto, e la pancetta che dà il sapore. Uovo sodo, perché nel casatiello napoletano c'è sempre. Formaggio grattugiato, noi usiamo grana padano per dargli l'ultimo tocco. Adesso siamo pronti per chiuderli. Diciamo che la prima parte è terminata, poi bisogna aspettare le 4-5 ore di lievitazione a temperatura ambiente. Vi auguro una buona Pasqua a tutti.